Esploratori di futuro è il titolo del terzo congresso della FNP CISL di Belluno e Treviso, la Federazione dei Pensionati Territoriale, che si è riunita nella 2 giorni 13 e 14 dicembre a Villa Fiorita, Monastier di Treviso, con i 132 delegati eletti nelle assemblee zonali in rappresentanza dei 38.000 iscritti. Un appuntamento per riflettere su quanto fatto in questi anni e pensare, progettare e programmare le attività per i prossimi 4 anni che hanno visto l'elezione del futuro gruppo dirigente. La FNP interprovinciale guarda al futuro e pone al centro del suo congresso temi come la denatalità, il lavoro e il precariato, apparentemente distanti dalle classiche tematiche affrontate dai pensionati, ma che li obbligano a ripensare ad una nuova organizzazione, capace di affrontare le nuove sfide e individuare soluzioni dettate anche dall'emergenza sanitaria. Esploratori di futuro è pensare al domani avendo ben presente qual è la nostra struttura, come siamo messi oggi, e quindi i primi temi, anche se non sembra importanti per i pensionati, sono denatalità, il precariato, il lavoro che non c'è, cioè tutte queste condizioni che stanno mettendo in seria difficoltà tutte le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri nipoti. Una condizione di precariato crea le condizioni per cui i nostri figli, i nostri nipoti non siano loro in grado di progettare il futuro. Noi dobbiamo reimpegnarci per trovare e creare le condizioni per un nuovo atto generazionale. Le generazioni devono trovare conveniente stare insieme. Con la denatalità, il calo delle nascite e l'invecchiamento positivo degli anziani, quindi vivono sempre di più, crea le condizioni per cui se c'è meno giovani e più anziani c'è un problema di entrate e di uscite, quindi il fatto di riequilibrare serve a creare le condizioni perché il nostro stato sociale possa continuare ad essere sostenibile. Per comprendere meglio lo scenario attuale e futuro dal punto di vista demografico, in provincia di Belluno gli over 65 sono passati da rappresentare il 23% della popolazione 10 anni fa all'attuale 27%, nel 2025 saranno quasi il 30%. Nello stesso periodo i minori sono passati dal poco meno del 13% all'11% di oggi. Nel 2025 saranno il 10,6% della popolazione. Abbiamo scelto questo titolo, Esploratori di futuro, perché noi pensiamo che il futuro del nostro paese passa attraverso un grande patto fra le generazioni. Oggi c'è un tentativo nell'opinione pubblica di mettere i giovani contro gli anziani, non è così. Noi chiediamo, anzi attraverso le nostre anche tesi congressuali, di costruire un patto che veda al primo posto il tema del lavoro, un lavoro stabile, non precario, con una buona retribuzione per dare un'opportunità ai nostri figli e ai nostri nipoti. Indicativa dell'invecchiamento costante della popolazione anche la percentuale di crescita degli over 80. Nel bellunese gli ultra ottantenni sono aumentati di oltre il 12% negli ultimi 10 anni. 1-2 giorni, occasione anche per presentare in anteprima assoluta lo spettacolo Carezze, interpretato da Patrizia Zanco. Direi che innanzitutto a tutti piacciono le carezze, ma soprattutto lo spettacolo vuole raccontare come hanno vissuto un po' tutti, ma in particolare gli anziani, in questi 2 anni praticamente di epidemia. Allora, gli anziani si sono sentiti soli, si sono trovati in grossissime difficoltà, non solo da un punto di vista pratico per le necessità primarie, ma soprattutto per paure, ma soprattutto perché moltissimi non hanno potuto avere il conforto dei propri cari, e questo vale anche per chi si è trovato in casa di riposo.